Gentili telespettatori e benvenuti al Circolo Sportivo Vissa Aurelia, dove sta per cominciare la quarta giornata del campionato di Serie 2 della Lega Calcio 8 Girone di Roma Nord. Si scontrano stasera i Sampietrini contro il Momis Pub, due squadre che vivono due momenti diversi e che sono ovviamente in posizioni di classifica differenti. Il Momis Pub è primo con 12 punti, 4 vittorie in 4 giornate. I Sampietrini sono tra le ultime posizioni con solo una vittoria a 3 punti in classifica. Si scontreranno la Steaua 2005 con attenzione intanto a questo tiro e al gol improvviso da parte del Momis Pub. 1-0, colpo di testa, sponda e poi gol dell'avvantaggio per la squadra ospite. Larga ancora sulla sinistra, quindi verticalizzazione per Liguori che prova questo 1 contro 1, va alla conclusione Liguori e arriva anche il gol del 2-0, doppietta personale per Luca Liguori e il Momis Pub cerca di allungare in questo inizio di partita. Quattrocchi che riceve da Giuliano, Quattrocchi 2 contro 1, si può portare la palla sul sinistro, va alla conclusione e la conclusione è quella che porta la partita sul 3-0. Quattrocchi, un gol bellissimo e il Momis Pub è già sul 3-0. Paffi, penetrazione centrale, reclama fallo, l'arbitro non fischia, regola del vantaggio, conclusione alta sulla traversa, che occasione per i Sampietrini. Il Momis Pub che va in contropiede, perde ancora la sfera, attenzione di Sampietrini, con questa conclusione e arriva un miracolo incredibile da parte del portiere. Dilagare, 3 uomini in barriera per i Sampietrini, attendiamo il fischio dell'arbitro, fischia il direttore di gara, calcio di punizione, tiro alto di poco sulla traversa. La maglia blu all'interno dell'area di rigore. Battuta corta verso Antonelli, passaggio basso per il tiro e il palo, incrocio dei pali addirittura. Per il Momis Pub, la squadra ospite, secondo pronostici, che è andato a segno grazie al Liguori. Tanto attenzione al vero e proprio miracolo da parte del portiere del Momis Pub. A destra ancora per il Momis Pub, che prova ad andarsene sulla destra, lato contro l'area di rigore. Ora entra in area, Quattrocchi, conclusione ed è il gol del 4-0. Doppietta anche per Carlo Quattrocchi dopo quella di Luca Liguori, ovvero Di Lorenzo del Momis Pub. Poi verticalizzazione verso il numero 6 che davanti alla porta va a siglare il gol del 5-0, segna anche Davide Antonelli, il Momis Pub di Laga. Si riparte da centrocampo, 15esimo, 10 alla fine, conclusione dalla distanza, ancora parata da parte del portiere. Sulla sinistra, niente da fare però, recupera ancora Liguori che se ne va, Liguori se la porta sul sinistro, poi lascia il numero 11 che va a siglare il 6-0, segna anche Cicconi di Laga, veramente il Momis Pub che a questo punto è vicinissimo al quinto successo su 5 partite. Quattrocchi che allarga verso Liguori, adesso ritmo blando, non ha nessuna fretta di spingere la squadra ospite, attenzione a Cicconi che se la porta sul sinistro, che scarica, prende addirittura il palo, la seconda traversa di questa partita. Supera centrocampo, Leli perde la sfera, la recupera Quattrocchi, se ne va Quattrocchi tre quarti campo, Quattrocchi fa tutto da solo davanti alla porta, Quattrocchi fa fuori anche il portiere e lo salta segnando col sinistro il 7-0 che chiude a questo punto la partita. Anche richiude alla prima, fischia l'arbitro, finisce 7-0 per il Momis Pub che dilaga e che conquista la quinta vittoria su 5 partite.